dovremmo essere in grado di collegarci col cugino di Antonio Conte. Lei è il cugino, ma è veramente identico, è impressionante la somiglianza. Il cugino Giannandore. Giannantore. Diminuzione di Salvadore. Sì. Scusate. Sì, mi dica, che succede? No, adesso sono pronto. Ma come sa la stampa? Ma dai. Contento allora del cugino di come sta andando la stagione, è partita male con la prima sconfitta con l'Hellas, però adesso sta andando decisamente meglio. Sì. È una gioiezza immensa, una gioia, una soddisfità enorme, oserei dire una giubilità. Devo dire soprattutto tanto di capelli a mio cugino. Secondo me è già un traguardo del quale essere in ferie, veramente. No, fieri. Una meritocrità non solo a mio cugino Antonio, che sebbene sia un mio cugino alla lontananza, sì, ci voglio una bene come un mio cugino alla vicinanza. Infatti lui ringrazia tutti i colori i quali hanno contribuito, diciamo così, coloro i quali a raggiungere questo traguardo imbambito. E cioè lui ringrazia i giocatori in primis, la società in secondis, gli arbitri in terzi e poi ovviamente i tifosi, i magazzinieri, i bianchini, i ristoratori, partita IVA, forfettari, autonomi, ambulanti, ACI, ANA, SAISCA, il vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Vabbè, senta un po', i risultati che sta ottenendo insomma sono anche una rivincita verso chi criticava il ritorno di suo cugino. Devo dire che si è tolto qualche olio sasso dalle scarpe. Sasso e basta, no, olio. Guarda, mio cugino Antonio in questi anni si è ingoiato facoltà di economia bocconi amari. Guardi che è un modo di dire bocconi amari, non c'entra con la facoltà di... Ha sempre sofferto a denti di un numero in meno, camminato in quelle vie che curvano seguendo il vento. Tu vedrai, strada fando, tu vedrai, gli ho detto, che non sarai più solo e troverai un gancio in mezzo al giro. Anche lei, un po' come Baglioni. Gli ho detto, Antonio, è ora di sputare il roast beef. No, il rospo! Quindi una mattina si svegliò, andò a Genova, si imbarcò su un cargo battente bandiera liberiana, fece 2 volte il giro del mondo e non riuscite mai a capire che cosa trasportette quella nave. Cosa trasportò? Ma forse un giorno lo capite. Trasportette Lukaku, un fenomitismo del football. Lukaku is the football. E bisogna dirlo, e Napoli esprime anche un bel gioco. Finalmente è un calcio di straordinaria bellezza. Nelle belle trame di gioco e senza favoritezze. Dopo tanto tempo ci stiamo togliendo la podestità alla Juventus. La potestà. E con tutta onestà mi ride anche il cuoio capelluto. Ma adesso tutti i tifosi chiedono se Antonio Conte resterà a Napoli. Allora guarda, adesso godiamoci questo momento, quel gusto pieno della vita, quel sapore che non ti sbagli. Per me o Napoli sta nel posto più morbido dove mettere il naso, contro il logorio della vita moderna. Dove c'è Napoli c'è casa. E cosa vuoi di più dalla vita? Un Lukaku? Già ce l'hai. Mio cugino e De Laurentiis si siederanno sopra o sotto un tavolo e decideranno in serenitezza da persone adulte allevate a terra. Ci sono voci che suo cugino Antonio e il presidente della Laurentiis si sono già incontrati, però non sono cose riservate, possiamo saperlo? Allora, certo, da quel popò chi l'ha fatta? È stato tu? È stato un colloquio informe, veramente informale, nessuna riservità. Si hanno parlato del più e del per, del più e del meno, del diviso e del meno, del pro e del prr. Si hanno parlato del nuoto che sembra uno sport completo, di quanto è cresciuta la benzina e che non ci hanno ancora levato le accidie, le accise. Che voglio i soliti discorsi, Gnigno.
qualche volta anche gne gne. Grazie Giannantore. Grazie Giannantore, alla prossima.